Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Rome 2 Total War. Quest'oggi ci troviamo nuovamente qui pronti all'attacco della nostra grande verde isola. Adesso probabilmente tenteremo l'attacco nel cuore dell'Irlanda. Abbiamo già le nostre due più grandi imbarcazioni proprio nei pressi del porticciolo nemico e abbiamo soprattutto anche il nostro terzo e ultimo esercito, il volere di Andraste, che ha ripulito tutta la Britannia del Sud, pronto appunto al combattimento. Allora, vediamo un po', intanto con il nostro caro spione, il ragazzone che tenta di imitare il nostro vecchio Laticos, ha 46 anni, anche lui un po' si sta avvicinando all'età un po' tarda, però vedremo quello che riuscirà a fare. Allora, l'avversario ha ben 4, anche 5 eserciti disponibili, però io direi che è più importante eliminare coloro che possono crearci dei problemi, come per esempio le spie e le vergini di guerra, in questo caso il signore della guerra, questo Teddy Roosevelt con sti baffoni un po' troppo azzuffati. Vediamo di manipolarlo con un po' di persuasione. 367 monetine potrebbero farci comodo. Avanti amico mio, dai, vediamo se sai usare bene le parole. Ostacolato, non siamo riusciti a prendere il controllo del suo animo, però l'abbiamo un attimo ostacolato e quindi tenuto a bada per qualche mese. Bene, allora prima di inviare la dichiarazione di guerra ragazzi faremo ovviamente passare proprio un anno, perché ovviamente la nostra ultima imbarcazione era un po' indietro rispetto alle altre. Ho attivato il passo accelerato, questa sorta di simboletto in grigio che vedete, che ha praticamente velocizzato le operazioni di partenza, però ancora siamo un po' indietro. Se dichiarassi guerra adesso, e quindi se mandassi un bel dispaccio militare legato a un bel gufo proprio agli irlandesi, potrebbero farmi fuori il nostro terzo e ultimo esercito con un attacco diretto da dietro, quindi attendiamo un altro turno. Intanto hanno scoperto addirittura il nostro agente. Maledizione, devi fare qualcosa amico mio, cerca di imitare il tuo vecchio idolo, magari con un'altra manipolazione, con una tentazione stavolta, forse riusciremo a prendere il controllo di questo barbone. Dai, dai che ce la facciamo. Non riuscita, ancora si vede proprio che come dire, l'azione furtiva non fa per te. Vediamo di trovarti qualcosa di più adatto al tuo genere. Allora, conduciamo il nostro ultimo esercito nei pressi della sponda nemica, benissimo, e adesso possiamo iniziare a spedire un bel dispaccio militare agli avversari. Allora, vediamo un po', intanto all'interno della sezione diplomazia, gli Ebdani, date un'occhiata alla loro relazione nei nostri confronti, è diminuita di circa 20-30 punti. Sicuramente possiamo iniziare un bel attacco nei riguardi appunto di loro stessi, visto che non hanno né alleati difensivi né alleati ovviamente militari. Allora, vediamo di legare un bel dispaccio di guerra, un bel gufo. Speriamo che arrivi a destinazione, che non ce l'ammazzino con qualche freccia. Allora, dichiarazione di guerra, vediamo se il nostro gufo arriva a destinazione. È arrivato, sicuramente è arrivato bello integro, non se lo sono mangiati per strada, e quindi faremo la strada dei guerrieri insieme. Bene, allora, vediamo un po' quello che possiamo fare. Intanto, vediamo un po' come possiamo fare. Allora, abbiamo questi tre eserciti. Io direi di condurre l'esercito per adesso un po' più scarso in avanti, proprio così. Eccolo qui, vediamo di portarlo in avanti. Adesso vi spiegherò perché. Anche i nostri vincitori di Obrauco vediamo di metterli appunto qui intorno, e sicuramente il nostro volere di Andraste cerchiamo di tenerlo sempre nei pressi dei nostri tre eserciti. Ok, adesso possiamo finalmente passare il turno e vi spiegherò adesso che cosa ho intenzione di fare. Allora, vediamo, di qua possiamo passare il turno perché mi verrebbe meglio a spiegare, maledizione, la mia strategia. Vabbè, proviamo a passare il turno da questa posizione. Allora, visto che i nostri avversari sono così numerosi e si ritrovano in questa specie di semicerchio che davvero li protegge, avevo intenzione di attirarli in un'imboscata. Se ci posizionassimo proprio in queste, come dire, foreste, attenzione che addirittura chiedono un bel trattato di pace con pagamento, ma ragazzi miei, potete andare proprio a quel paese, rifiutiamo la loro offerta e gli uccidiamo pure il gufo che ci hanno mandato, ce lo mangiamo e glielo diamo ai soldati in modo tale che siano più forti. Comunque, metterei un esercito qui, proprio in questa forestina, in modalità imboscata, in modo tale che gli avversari non lo vedono, e dietro altri due eserciti in modo tale da tentare un attacco. Attenzione che c'è stata una nobile fine. Chi è morto? Attenzione di cause naturali, non mi dite che è morto un generale. Proprio il nostro generale ci muore proprio neanche iniziata la battaglia è morto. Forse la vista di questo fantastico territorio gli ha fatto prendere un colpo e probabilmente dobbiamo sostituirlo con qualcuno della sua abilità. Vediamo un po'. Cassicos di altri capi potrebbe farci comodo. Vediamo un po' di selezionarlo. Proprio non muoiono per la guerra ma muoiono per cause naturali. Ma proprio una sfiga. Intanto Sextilla, la nostra grande vergine di guerra, continua ad addestrare gli uomini anche in ambito, come dire, nemico, e ha guadagnato un altro punto. Vediamo di renderla sempre più adatta all'assassinio, visto che il nostro incapace là sotto è inutile anche ad arrostire un pollo, e quindi vediamo di renderla più abile negli assassini e nel raggiro. Allora, eccolo qua il nostro caro amico, vediamo se riesce a manipolare questo
questo dannato Magnum PI con questi baffoni. Avanti, tentazione, dai che ce la fai amico mio, 80% di successo, dai che ci riusciamo. Ostacolato, proprio non riesci a portare a termine il tuo obiettivo. Vabbè, intanto sta maturando sempre un po' di esperienza. Ok, un bel linchino, grande, intanto, grado aumentato, benissimo. Vediamo di renderlo più abile in questa particolare abilità, come per esempio quella di persuadere e trovare un traditore appunto per gli attacchi. Ok, allora, portiamo il nostro esercito principale, vediamo un po' se possiamo nasconderlo nell'erba. Ecco qua, con questo esercito secondario. Allora, mettiamoci appunto qui vicino, proprio in questa sorta di foresta rada, che abbiamo un'ottima probabilità di effettuare un'imboscata. Mettiamoci anche nelle retrovie di questo esercito con il nostro esercito secondario, vediamo un po', e attiviamo la nostra modalità imboscata al prossimo turno. Ok, avanziamo anche con i nostri vincitori di Obrauco in linea retta, eccoci arrivati, benissimo. Allora, vediamo un po', mi sa che possiamo passare nuovamente il turno. Ovviamente ragazzi, in questi ambiti dobbiamo stare molto tranquilli perché potrebbe succedere di tutto, quindi avanziamo con calma, ancora c'è tantissimo tempo. Allora, vi dico una cosa, per queste battaglie, dove ovviamente si fronteggiano eserciti di grandi dimensioni, come per esempio 5.000 uomini da una parte e dall'altra, per un totale di 10.000 uomini, è abbastanza difficile, per quanto riguarda ovviamente le qualità grafiche del mio PC, sostenere il tutto. Quindi ho diminuito qualcosa ragazzi, come per esempio la dimensione delle unità, nella speranza ovviamente di riuscire a controllare 5.000 uomini da una parte e anche 5.000 uomini dall'altra. Per esempio, ho fatto un conto, abbiamo circa 5.000 uomini noi in questi tre eserciti, ma anche di più, quindi quando ci sono così tante unità all'interno di un'unica battaglia potrebbe essere faticoso da parte del PC sostenere il tutto. Quindi ho diminuito le unità, come dire, la grandezza delle unità al fine di ottenere quindi una fluidità maggiore. Comunque un tentativo di sabotaggio militare nei nostri confronti, e adesso a questo dannato spione proprio gli staccheremo quella barba a un filo alla volta con la nostra grande vergine di guerra. Fatti valere amica mia, un bel assassinio non lo voglio dalla nostra parte. Massacro, vediamo di massacrarlo con una brutalità improvvisa, dai che ci riusciamo. Ferito, nonostante un attacco rapido e spiedato, gli abbiamo, come dire, conficcato una lancia nella gola, si è salvato con le tecniche moderne di medicina, è riuscito a sopravvivere. Allora, io direi questo esercito lo posizioneremo qui davanti, eccolo qua, proprio come se stiamo preparando una bella canna da pesca con un bel vermicello proprio sull'amo. Dietro posizioneremo il nostro secondo esercito, eccolo qui in modalità imboscata, eccoci qui, il nostro terzo esercito appunto dietro l'altro in modalità imboscata. Vediamo se riesce ragazzi, non ho mai provato una cosa del genere. E questo esercito, vediamo se possiamo metterlo un pochino più avanti, sempre per rientrare nell'ambito del supporto qui. Ok, vediamo se funziona. Ok, dobbiamo tentare questo assalto ragazzi, perché altrimenti non voglio far scontrare 5.000 contro altre 8.000 unità nemiche, perché loro sicuramente saranno in sovrannumero. Intanto con il nostro spione tentiamo un attacco nei riguardi degli avversari, vediamo se possiamo manipolare il nostro Magnum PI. Adesso abbiamo il 95%, non credo di finire nel 5%. Avanti che ci riusciamo. Ancora il 5% da parte nostra, e quindi non siamo riusciti a portarlo dalla nostra fazione. Comunque adesso vediamo se riusciamo a portare a casa il nostro bel pescione avversario. Abbiamo la nostra esca pronta, vediamo un po' quello che intendono fare. Eccoli, tocca a loro, i nostri cari irlandesi, vediamo se riescono a cascare nella nostra opportunità. Niente, tentano addirittura un bel trattato di pace, ma noi lo annulliamo e come al solito ci divoriamo il gufo che ci hanno mandato. Quindi mi sa ragazzi che questa tattica non funziona, perché come dire, loro sanno della nostra piccola imboscata, forse avranno qualche spia all'intorno, quindi sicuramente non possiamo effettuare questa tattica. Allora vediamo un po', possiamo portarci ancora un po' in avanti, vediamo un po' se possiamo avanzare con le nostre unità in modalità normale, vediamo di metterci appunto qui intorno. Vediamo un po', dobbiamo costringerli allora ad attaccarci, vediamo un po', modalità nuovamente normale, vediamo di arrivare da questa parte, proprio su questo lato del fiume, vediamo se possiamo posizionare anche il nostro terzo esercito qui intorno, vediamo un po' se possiamo raggirarli in questo modo, con tre eserciti dalla nostra parte. La nostra vergine di guerra ha addestrato nella maniera migliore i nostri uomini, vediamo se possiamo effettuare una bella sovversione all'interno del territorio nemico, magari vediamo di radunare gli schiavi per portarli appunto dalla nostra parte e condurre quindi una guerra con dalla parte nostra anche la popolazione locale, perché attenzione, se sovversione è riuscita, ottimo, gli schiavi si rivolteranno all'interno del prossimo turno, benissimo. Allora, perché se riuscissimo a portare avanti gli schiavi, insieme ovviamente al nostro esercito, non solo avremmo l'opportunità di renderli più favorevoli alla nostra causa nel momento in cui conquisteremo il territorio nemico, ma anche ovviamente ci aiuteranno a distruggerli. Allora, vediamo se per l'ultima volta riusciamo a convertire il nostro Magnum PI dalla parte nostra, questa volta con una persuasione, vediamo se ci riusciamo. Al prossimo turno se no tenteremo l'uccisione, Vediamo un po', ostacolato, va bene amico mio, hai appunto il destino segnato,
terminato, la nostra Vergine di Guerra sta affilando l'arma. Adesso vedremo un po' di eliminarti dalla faccia della terra, visto che per 4 anni di fila abbiamo proposto sia soldi, banconote e il tutto per convertirlo, però a quanto pare ci ha rifiutato il tutto. Allora, vediamo un po' cosa tentano di fare i nostri Ebdani. Abbiamo 3 eserciti l'uno accanto all'altro. Attenzione alla nostra Vergine di Guerra! Attenzione, cosa fa? Lo prende in giro? Ah, voleva appunto manipolarla, maledetto. Potete vedere che loro hanno anche diverse spie. Forse anche per questo la nostra tattica dell'imboscata non ha funzionato, perché forse là intorno avevano delle reti di spie che ci hanno appunto rivelato agli avversari. Bene ragazzi, siamo riusciti a passare il turno e come potete ben vedere ho portato in avanti le nostre forze proprio per la battaglia decisiva. Dopo il fallimento della nostra imboscata non avevamo scelta che scontrarci proprio direttamente con l'avversario. Abbiamo avuto in questo turno di transizione particolari tentativi da parte degli avversari per l'eliminazione delle nostre spie, comunque ciò non è avvenuto e quindi adesso ci getteremo proprio nelle fauci dell'avversario, o la va o la spacca proprio in questo grandioso assedio. Allora ci sono circa, vediamo un po', 4.800 uomini avversari contro 5.800 uomini alleati, però ricordatevi che dalla loro parte gli avversari hanno le mura, quindi la cinta muraria, e anche ovviamente delle ottime difese, quindi probabilmente le due fazioni si uguaglieranno. Infatti abbiamo addirittura uno svantaggio proprio nei nostri riguardi. Allora, l'attacco, le macchine d'assedio sono disponibili solo per la conquista della capitale e quindi ovviamente l'abbiamo già conquistata, la Caledonia Tibernia, proprio in alto a destra, e la difesa, l'artiglieria difensiva è disponibile con edifici della capitale ovviamente d'alto livello. Controllo grandi eserciti, vediamo che cosa significa. Clicca qui per controllare un esercito più grande. Controllando un esercito di grossa portata potrai portare fino a 40 unità per volta sul campo di battaglia. Bene, allora dovremmo aspettare 6 turni prima di ridurre alla fame gli avversari, quindi io direi di attaccare immediatamente adesso gli avversari per la battaglia, vediamo un po', del 215 a.C., battaglia che rimarrà nella storia per ovviamente segnerà sicuramente il destino della nostra fazione. Qui o la va ragazzi o la spacca. Se perdessimo questa battaglia gli avversari prenderebbero ovviamente la palla al balzo e potrebbero addirittura conquistarci l'intera Britannia del Sud, quindi da questa battaglia ne va del nostro destino. Come vi ho detto, ho ridotto le proporzioni delle unità proprio per la vastità degli eserciti, quindi non so adesso come si comporterà l'intero paesaggio nei nostri riguardi, però cercheremo di farlo andare avanti, perché proprio io una battaglia del genere la voglio combattere, non voglio risolverla automaticamente, quindi combattiamolo. Condizioni meteorologiche: pioggia. Allora, non abbiamo frecce incendiarie, gli avversari credo che non ne hanno, non ci sono edifici da incendiare perché anzi è importante, se hanno delle mura dobbiamo incendiarle, quindi la pioggia sicuramente non va al caso nostro. Nebbia, visibilità ridotta, tutte le navi e le unità da tiro hanno minor precisione e portata. Questa potrebbe fare al caso nostro. La nebbia potrebbe aiutarci perché sicuramente loro avranno molte più unità da tiro di noi, quindi combattiamo ragazzi con la nebbia. Mi dispiace ragazzi per la vostra visibilità, non riuscirete a vedere probabilmente tutto, però potrebbe aiutarmi davvero molto a vincere la battaglia, perché guardate il nostro esercito, abbiamo tanti spadaccini e tanti lancieri, unità da tiro proprio non ne abbiamo, e negli assedi gli attaccanti dovrebbero limitare le unità da tiro visto che gli avversari hanno le mura. Allora, ecco qua appunto le mura avversarie, il cancello se lo sono dimenticati, quindi l'avranno gettato da qualche parte, quindi potremmo entrare da questa parte, a meno che adesso il cancello non esce da sotto la sabbia, tipo una specie di trappola, comunque non credo. Allora, da questa parte il mare in tempesta, mamma mia, guardate che figo, sicuramente avranno anche loro dei rinforzi che arriveranno dall'altra parte. Qui c'è l'isola d'Elba, eccola qui, no, è un promontorio, ok, non è un'isoletta. Vediamo un po' da dove attaccare. Mi sembra di averla già combattuta questa battaglia, cioè questo scenario, sì, era abbastanza simile, cioè non era identico ma era abbastanza simile. Allora, vediamo un po', i nostri rinforzi arrivano da questa parte, proprio dall'altra parte della montagna, e quindi potremmo penetrare, scendere di qui e vediamo un po' se possiamo ottenere l'accesso da questa parte, magari scendere da questa parte e chiudere i nemici proprio così. Bene, loro si raggrupperanno sicuramente qui in mezzo e potremmo schiacciarli da questa parte. Potrebbe essere un'ottima strategia. Vediamo di comporre l'esercito. Allora, innanzitutto gli schermagliatori vediamo di tenerli nel retro del nostro esercito, perché dobbiamo sfondare con i nostri uomini. Allora, vediamo un po' se possiamo posizionarci fino a questa parte. Benissimo. Allora, i nostri lancieri per adesso ragazzi come primi uomini del combattimento
combattimento. Eccoli qua, cerchiamo di raggrupparli, facciamoli seguire dalle nostre unità di spada, i nostri cari e amati spadaccini, eccoli pronti. Utilizziamo anche altri lancieri come una sorta di sandwich nelle nostre retrovie. Gli uomini liberi di leva io li utilizzerei come carne da macello appunto in prima linea, eccoli qua, visto che hanno meno abilità di combattimento, meno morale, vediamo di salvaguardare i nostri uomini più importanti, come una sorta di Ashigaru con Yari nel vecchio Shogun. I nostri frombolieri io direi di posizionarli nel retro per aiutare i nostri uomini, o addirittura, vediamo un po', potremmo salire qui sopra e bersagliare gli avversari. Sì, io direi che è un'ottima opportunità di fare il tutto, e quindi selezioniamo un'unità di lancieri per salvaguardare la loro vita, per quanto riguarda ovviamente le cavallerie nemiche, benissimo, e i carri da guerra, importantissimi, vediamo di condurli anche dietro noi stessi per raggirare gli avversari e magari colpirli proprio nella parte posteriore. Ok, possiamo raggruppare il tutto, il nostro caro generale con spada, eccolo qui. Allora selezioniamo tutte le nostre unità di lancieri, spadaccini e tutto il resto, benissimo, sotto un unico gruppo, e adesso vediamo di combattere la nostra battaglia. Speriamo ragazzi di riuscire a riprenderla al meglio. Ho ridotto le qualità grafiche abbastanza, quindi spero di poter controllare tutte queste unità contemporaneamente. Combattiamo. Allora, il nostro esercito di supporto, vediamo un po' dov'è prima di iniziare il combattimento. Sta arrivando, vediamo un po' se è vero, deve essere qui. Si stanno avvicinando. Anche i rinforzi nemici, ecco intanto i nostri uomini che stanno avanzando alla velocità della luce. Mamma mia, i nostri grandi spadaccini addirittura con l'alveare qui mamma mia, come specie di con un'asta appunto in mano, stanno procedendo. Ragazzi, voi dovete essere rapidissimi, dovete essere una saetta. Vediamo un po' dove li possiamo posizionare. Mamma mia della strada che devono fare i nostri uomini. Allora, vediamo un po', proprio qui può andare bene. Carri da guerra ne stanno arrivando, questo è l'altro gruppo disponibile da parte dei nostri alleati. Andiamo a tutta manetta, anche carri da guerra. Mamma mia degli uomini, ragazzi, vedete un po' la vastità dell'esercito che appunto abbiamo disponibile. Ok, vediamo un po' quello che riusciremo a fare. Oh, mi sa che ho selezionato appunto un esercito. Oh, dannazione. No, ragazzi, calma. Lo so che volete combattere, però cercate di mantenere la calma. Allora, i nostri frombolieri si stanno avvicinando, vediamo di ragionare. Le unità nemiche, vediamo un po'. Oh, hanno delle imbarcazioni, stanno incominciando a remare. Eccoli qua, dobbiamo procedere immediatamente verso la costa. Allora, ragionando, vediamo un po'. I nostri uomini qui si stanno avvicinando, i carri da guerra, vediamo di rallentarli. Ok, benissimo. Allora, vediamo un po' i nostri frombolieri qui in alto, come abbiamo appunto detto. Vediamo di metterli appunto qui sopra. Benissimo, ragazzi, andate a tutta manetta, cercate di posizionare. No, dovete mettervi appunto in posizioni abbastanza idonee. Ok, vediamo di portare anche i lancieri dall'altra parte. Dobbiamo attendere il loro arrivo prima del combattimento. I nostri cari gruppi di lancieri, come dire, i nostri uomini liberi di leva li appunto posizioniamo in prima linea, cerchiamo di stare attenti da questa parte. Dobbiamo attendere ragazzi i nostri rinforzi, perché non credo di farcela solo con le nostre forze. Allora, ecco che si stanno avvicinando, mamma mia, doppio fronte, mamma mia quante unità che questa volta dobbiamo controllare. Eccole, dai, dobbiamo avvicinarci molto rapidamente. Proprio non riesco a vedere. Ah, anche gli avversari hanno dei rinforzi, vediamo di intercettarli molto rapidamente. Forza ragazzi, scendete immediatamente da questa dannata montagna. Ok, allora vediamo un po' il nostro esercito primario, vediamo di lasciarlo qui. Loro hanno molti schermagliatori mi sembra, vediamo un po'. Sì, ne hanno molti più di noi. Attenzione che si stanno preparando al combattimento, vediamo l'avversario che intende fare. Sì, sicuramente si sta muovendo da questa parte, quindi lasciamo i nostri uomini qui dietro, benissimo. Intanto qui il nostro uccellino, il nostro gufo che ha portato la dichiarazione di guerra, eccolo ragazzi, mettiamoci sulla sua prospettiva. Attenzione a non sganciare roba da quel tuo posteriore, amico mio, alla grande. Ok, hanno molti schermagliatori, qui accolgono le loro navi proprio come dei salvatori. Volevo attaccare prima che arrivassero le navi, però poi ho visto ragazzi, come potete anche voi vedere, che hanno molte più unità di noi, quindi non vorrei perdere il nostro esercito principale. Attendiamo l'arrivo dei nostri salvatori appunto qui nelle retrovie. Ok, dai che ci stiamo avvicinando, ci siamo riusciti a intercettarli. Avanti, qua abbiamo della cavalleria, ottimo. Abbiamo anche carri da guerra, però attenzione a non combinare stupidaggini. Qui che cosa hanno loro? Vediamo un po', dei lancieri, eccoli qua. Maledizione, dobbiamo solo, ecco, perfetto, li stiamo intrattenendo ragazzi, facciamogli perdere tempo. Avanti, stanno arrivando intanto i nostri uomini, venite qua, brutti stolti, avanti, eccoli qua, venite. Qua ci sono dei cavalli, carne da macello per voi. Avanti, un'ottima opportunità per farli secchi, non li beccherete più, ma sono furbi, vedete un po', non si avvicinano, non vogliono essere rallentati. Intanto qui mi sembra di aver posizionato delle unità da fuoco.
mamma mia che battaglia ragazzi, attenzione, per adesso molto tattica, perfetto, abbiamo i nostri carri da guerra che hanno anche la possibilità di far fuoco con le frecce, benissimo, andiamo in avanti, cerchiamo di colpirli, forza, cerchiamo di eliminarli ragazzi, a tutta manetta, stiamo arrivando qui con tutte le nostre unità, perfetto, il nostro grande esercito secondario si sta avvicinando, i vincitori di Obrauco che hanno sbaragliato la Britannia del Sud, forza, vediamo di eliminare questi dannati con i nostri carri da guerra, avanti, ecco che si stanno avvicinando, forza, le imbarcazioni sono appena adesso arrivate, hanno sbarcato il tutto, qui ci sarà davvero uno scontro micidiale ragazzi, forza, no, i carri da guerra troppo vicino, attenzione, meno male che sono così stupidi che non ce li attaccano, forza, cerchiamo di eliminarli, avanti, non abbiamo ucciso nessuno con tutte queste dannate frecce, forza, maledizione, ecco il nostro esercito che sta arrivando a tutta manetta, vediamo di metterlo proprio in condizioni tali da combattere, dobbiamo scendere di qui, benissimo, quindi facciamolo avanzare molto bene, cavalleria. Siamo quasi arrivati ragazzi, manca davvero poco all'arrivo delle nostre unità di supporto che si ritrovano proprio nei pressi dell'accampamento avversario, stiamo quasi per penetrare, attenzione che qui hanno delle unità di schermagliatori che potrebbero farci davvero male, quindi mi sa che possiamo già iniziare a partire con le nostre unità più importanti, i carri da guerra e le cavallerie li ho ottenute come dire nelle retrovie in modo tale da caricare gli avversari molto rapidamente, peccato che non abbiamo la formazione a tartaruga ragazzi, altrimenti potremmo distruggere gli avversari in maniera concreta. Allora spezziamo gli avversari su due fronti, avanziamo con i nostri uomini di leva, avanti ragazzi a tutta manetta, vediamo di procedere, anche le nostre unità di lancieri dobbiamo sbaragliarli immediatamente, forza, non abbiamo tempo di incendiare nulla, avanti a tutta manetta, le nostre care unità di schermagliatori che sono appunto sulla montagna offriranno supporto, mettetevi appunto in avanti a tutta forza, stiamo avanzando, i nostri carri da guerra vediamo di metterli un pochino più indietro, avanti amici miei, ecco che arriva immediatamente il contatto, gli avversari iniziano a scagliare le loro frecce, eccoli là, più che altro le loro pietre, ecco che iniziano appunto ad arrivare, hanno attivato addirittura la modalità ricarica veloce, attenzione, qui ci stiamo avvicinando, ecco arrivano le prime pietre, colpiscono alla testa i nostri avversari, forza ragazzi, penetrate le difese avversarie, a tutta forza, ecco che arriva lo scontro tra gli uomini ed ecco le lance si scontrano, grande, ottimo, il nostro generale ovviamente cade al tappeto, mamma mia, attenzione, vediamo di penetrarli a forza, tutta manetta, scendiamo dalla montagna, abbiamo anche il dislivello a nostro vantaggio, la prima pietra ha colpito ovviamente il nostro generale, andiamo, forza, le nostre cavallerie sono pronte, qui cosa hanno gli avversari? Lancieri, altri lancieri, ecco tutti i nostri uomini si stanno appunto per scontrare dall'altra parte, i nostri schermagliatori, vediamo un po', il nostro generale è sotto ovviamente lo so che è sotto attacco amico mio, però dobbiamo stare attenti, i nostri carri da guerra qui dietro per contrastare gli avversari, forza amici miei, vediamo di attivare la modalità frenesia a tutti i nostri combattenti, eccoci appunto arrivati, avanti che con i nostri frombolieri possiamo bersagliare, forza tutta manetta, vediamo da questa parte come sta andando, è iniziata la battaglia su due fronti, abbiamo spazzato la prima unità, attenzione che qui ce ne sono davvero tante altre, non vacillate amici miei, non vacillate, vediamo se possiamo scendere qui sotto, addirittura niente, la strada è sbarrata, sono ben impostati, vediamo di andare in avanti anche qui sotto, le nostre cavallerie stanno appunto per scendere, mettiamoci ancora indietro, non scendiamo immediatamente che la strada è davvero molto complicata, ecco che ci stiamo appunto per scontrare nuovamente, guardate un po' quante unità disponibili, sembrano formiche le nostre unità, vediamo invece dall'altra parte come sta andando, i nostri frombolieri, no ragazzi fermatevi, dovete combattere da questa parte, riuscirete immediatamente a lanciare, forza, avanti che ci riusciamo, i nostri uomini stanno vacillando, non riescono a combattere, forza, cercate di sconfiggerli, attaccateli proprio da questa parte, vediamo di metterci in combattimento, i nostri uomini non riescono a far fuoco in questa parte di montagna, è davvero molto difficile, vediamo di metterci appunto qui intorno, forse qui riusciremo a fare qualcosa, mettiamoci qui con queste unità di lance, vediamo di continuare, avanti ragazzi, la modalità frenesia è stata appena adesso attivata, da questa parte continuiamo il combattimento con i nostri uomini principali, forza, vediamo di combattere, qui abbiamo altri uomini con carro che stanno continuando a far fuoco, benissimo, vediamo come sta andando, continuiamo, vediamo invece da questa parte, abbiamo due fronti dove dobbiamo combattere, le prime unità stanno iniziando a fuggire, maledizione, vediamo se i nostri uomini possono iniziare finalmente il combattimento, i nostri frombolieri qui intorno, avanti ragazzi, vediamo un po' siete già in possibilità di far fuoco, vediamo un po' perché non fanno fuoco i nostri dannati, vediamo un po', forse avranno delle, come dire, una sorta di rilievo davanti a loro, vediamo un po', ecco già possiamo iniziare a far fuoco, ecco che si sono preparati anche loro stessi, vediamo di far scappare questi uomini liberi di leva, perfetto, hanno iniziato il combattimento, caricamento rapido, con questa unità vediamo di attuare immediatamente lo schermo di scudi per raggrupparci, benissimo, stiamo ancora combattendo,
combattendo, stiamo respingendo finalmente gli uomini. Mamma mia, sembra più l'assalto di Troia, sembra. Andiamo avanti con questi uomini, frecce infuocate. Vediamo da questa parte come sta andando. Ancora la battaglia è molto viva. Ecco che siamo riusciti a penetrare le difese avversarie. Da questa parte la situazione sembra un pochino più a nostro favore. Andiamo con le nostre unità di spada ancora in avanti. Benissimo, i cavalieri sempre dritto davanti agli avversari. Ottimo, vediamo di spostare un po' di unità in avanti. Scegliamone ben 5, portiamole da questa parte. Le altre invece rimarranno qui sotto a combattere. Benissimo, forza, tutta manetta. Scusate ragazzi questa visuale un po' elevata, però si riesce a giocare molto ma molto meglio così. Ok, le nostre unità di frombolieri stanno sparando alla grande direttamente sugli avversari qui intorno. Benissimo, intanto i nostri carri da guerra alla grande. Stiamo frustando anche i cavalli nella maniera migliore. Ok, stiamo continuando a procedere. Vediamo se possiamo attuare un nuovo frenesia nei nostri uomini principali. Da questa parte, grandi. La nostra frenesia ragazzi è un'abilità molto importante, anche insieme a quella cacciatori di teste. Aiuta a migliorare il nostro combattimento corpo a corpo, ma anche il combattimento e il loro morale. Il generale nemico finalmente cade al tappeto dopo tutte le storie con le nostre spie. Finalmente è stato eliminato. Vediamo di procedere ragazzi da dietro agli avversari. Le spade scintillano ed ecco che si avvicina la nostra armata nei riguardi degli avversari chiusi a tenaglia. Sono costretti a sfondare il centro. Attenzione, ecco che arrivano immediatamente. Grande scontro, mamma mia, nei riguardi degli avversari. Ok, eccoci da questa prospettiva. Abbiamo grandi possibilità di visione. I nostri grandi nobili sono molto felici di questa battaglia, come potete vedere dalla loro grande tempestività. Vediamo di scendere anche qui sotto. Bene, prendiamo più unità disponibili, vediamo di portarle anche alle barche nemiche che sono davvero molto complicate da battere. Vediamo un po', bene, vediamo di procedere. Le nostre lance qui come stanno andando? Hanno, come dire, assunto la postura assorbi colpi. Intanto qui vediamo di spazzare ancora questi altri uomini liberi di leva che stanno resistendo proprio alla grande. La battaglia sta volgendo in nostro favore. Olè, finalmente, attenzione, ancora si continua l'attacco. I nostri uomini stanno perdurando in questo fantastico assedio. Adesso si continua a ragionare proprio meglio, si continua ad attaccare. Gli avversari scappano allo sguainamento delle nostre spade. Rimandiamoli in mare ragazzi, rimandiamoli in mare in questo mare tempestoso d'inverno. Vediamo di procedere ed ecco che i nostri uomini finalmente chiudono gli avversari a tenaglia dopo aver eliminato le truppe marine. I nostri uomini vacillano. Ancora vacillano, maledizione, ma il nostro generale purtroppo non è combattente e non è autorevole, quindi sicuramente non ha abilità che riguardano il morale dei nostri uomini. Vediamo di bersagliare questi altri, avanti che gli altri sono costretti a fuggire. Mamma mia, vediamo di attaccare immediatamente il centro. Intanto con queste 4 unità vediamo di colpire. Il nostro nemico ha perso un punto di vittoria. Finalmente anche il nemico perde un punto di vittoria. Siamo riusciti ad eliminare anche i nemici alle barche. Fate sguainare le vostre spade ragazzi, bruciate queste dannate imbarcazioni, mandateli in mare, facciamoli fuggire nel Mar del Nord. Attenzione che queste unità possono essere colpite. I nostri uomini, meno male che abbiamo lasciato le lance in superficie. Vediamo di continuare con i nostri carri da guerra e li sbaragliamo proprio nel loro campo di battaglia, come potete appunto ben vedere. Avanti ragazzi, a tutta manetta, distruggeteli. Ci sono solo degli umili schermagliatori che non aspettano altro che essere falciati in questa splendida nottata autunnale. Come potete vedere i nostri uomini riescono a tenaglia a chiudere gli avversari nonostante le prossime imbarcazioni che stanno appunto per arrivare, per una grande vittoria nei riguardi degli Iceni nell'assedio più lungo e più bello a mio parere della nostra storia su Rome 2 Total War. Adesso posizioniamo i nostri uomini sulla riva in modo tale da cacciare con un urlo le imbarcazioni disponibili che fuggono appunto nel Mar del Nord con i remi in sella e addirittura la loro bandiera degli Ebdani che a breve brucerà nell'Ade in maniera fantastica, anzi più che nell'Ade nell'Acheronte in maniera fantastica. Allora abbiamo vinto la nostra battaglia ragazzi con grande onore. Scusatemi per qualche momento di come dire lag, ma ovviamente gli uomini erano tantissimi. Adesso la situazione si è un po' risistemata perché ovviamente il combattimento è quasi terminato, stanno scappando come delle lepri impaurite alle fauci del lupo ed ecco che appunto riusciamo a sguainare le nostre spade, a infilzare l'avversario e a renderlo colmo di paura. Passiamo come una sorta di cavaliere con la nostra spada, vediamo di colpire le spade dei nostri uomini per incoraggiarli a tutta forza ragazzi. Libertà e la bandiera degli Iceni finalmente viene eretta nel campo avversario. I nostri uomini continuano a sbattere spade contro scudo per innalzare la nostra grande potenza al cielo in questa splendida e amata battaglia che è stata vinta. I nostri uomini sempre a petto nudo vincono e quest'oggi appunto trionfano
in Irlanda, rendendo l'Irlanda parte del regno britannico, e come potete ben vedere la grande verde isola diventa un possedimento appunto iceno. E con questa battaglia, ragazzi, ci riuniremo nuovamente all'interno del contesto territoriale per vedere un po' cosa fare di questa provincia, se saccheggiarla, distruggerla o addirittura occuparla. Lo vedremo tra breve. Eccoci arrivati nel nostro, resoconto. Allora, abbiamo fatto fuori, vediamo un po', dov'è il nostro quadro indicatorio, eccoci qui. Allora, abbiamo fatto fuori ben 3726 uomini. I nostri avversari hanno solo ucciso ben 822 uomini e quindi la nostra vittoria è stata decisiva. I nostri uomini sono riusciti a prendere il controllo della città, quindi, allora, se saccheggiassimo la città, vediamo un po' cosa succede. Ecco qui, 1560 di denaro, però avremo dei grossi problemi a livello dell'ordine pubblico. Con la distruzione ovviamente non otterremo un bel nulla, quindi tutti gli edifici verranno distrutti e il denaro non viene rubato, tutti i prigionieri vengono uccisi, ovviamente l'ordine pubblico ne soffrirà molto, il governatore precedente ti odierà. Allora, occupiamola tranquillamente come al solito. Intanto una nobile fine, ragazzi, guardiamoci come al solito, questa volta ce lo dobbiamo guardare il nostro filmato, perché il nostro grande generale che ha conquistato tutta la Britannia muore in Irlanda dopo aver condotto i suoi uomini alla vittoria. E anche noi ovviamente porgiamo gli omaggi al nostro grande generale che è morto valorosamente in battaglia, lasciando il suo corpo in Irlanda. Non ti dimenticheremo mai, amico mio, però abbiamo ovviamente guadagnato ottime tradizioni militari, gli avversari fuggono in preda alla paura all'interno del territorio appartenente a noi stessi. Nominiamo il nostro Belenos, generale di secondo grado, come nobile eroico, e adesso... ho distrutto una piccola icona che ci poteva far vedere la nostra importanza nell'intero territorio. Eccola! Allora, Imperium, notevole, il tuo potere non conosce limiti, ora puoi sostenere il costo di altri eserciti, flotte e agenti. Allora, abbiamo possibilità di reclutare più agenti, più generali, più eserciti, grandioso. Bene, adesso dobbiamo stare attenti perché abbiamo degli avversari in fuga, in preda alla paura nel mare, quindi dobbiamo far qualcosa insieme alle nostre imbarcazioni. Vediamo di far vivere una bella battaglia navale, ragazzi, all'interno del prossimo gameplay. Siamo riusciti a vivere un'importante atmosfera di guerra in questo primo gameplay di battaglia contro i nostri Ebdani, quindi all'interno, ragazzi, dei prossimi gameplay vedrete un po' qualche battaglia navale sicuramente, perché potete vedere già i nostri eserciti possono spostarsi in mare per il combattimento dei cavallucci di mare, mi piace questo nome, e eliminare anche questo altro dannato esercito a nord. Quindi, ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate di questa battaglia, della mia strategia di guerra effettuata appunto nei riguardi di questo combattimento, e sicuramente all'interno dei prossimi gameplay vedremo una nuova campagna di conquista, visto che possiamo intraprendere una nuova strada a livello anche economico, possiamo nominare nuovi generali e tutto il resto. Abbiamo finalmente ottenuto la nostra Britannia accompagnata dall'Irlanda, come potete ben vedere. Prima di concludere il tutto volevo farvi vedere ovviamente il nostro Imperium. Abbiamo quasi ottenuto il primo casellino, ovviamente appartenente alla nostra grande potenza, e ovviamente vi voglio fare vedere anche come sta andando la nostra tecnologia. Intanto abbiamo più soldini al turno, ciò ci implica ovviamente una grande quantità di oro nelle nostre casse, e intanto la tecnologia appartenente all'ambito dell'assedio. Allora, come mi avete appunto consigliato in passato, è importante, adesso che gli avversari iniziano a migliorare le loro mura, le loro difese, creare anche qualcosa che ci possa aiutare a distruggere le mura avversarie prima che esse distruggano noi stessi, perché gli avversari in difesa, voi lo sapete, hanno sempre un vantaggio rispetto agli attaccanti. Hanno le mura, hanno ovviamente le armi d'assedio poste sulle mura, è qualcosa che ci può coinvolgere in una sconfitta, mentre con la scoperta delle torri mobili, vi ricordate appunto quelle presenti anche per esempio alle crociate e film appunto di questo rango, sono delle torri dove ovviamente i nostri soldati verranno accolti in maniera concreta, e grazie a esse potremmo superare le mura in una facilità davvero unica. E grazie a questa scoperta, tra 3 turni, la prossima battaglia che avverrà, adesso non so bene dove, probabilmente nel nord Europa, però visto che ci ritroviamo adesso nei pressi dell'Irlanda, che abbiamo i nostri eserciti più importanti qui in Irlanda, potrebbe essere anche abbastanza semplice arrivare direttamente in Normandia piuttosto che partire dalla Danimarca. Quel discorso della Danimarca ovviamente valeva quando avevamo tutti i nostri 3
non solo 3 eserciti, ma anzi 2 eserciti all'interno della nostra Britannia, solo che ci sono voluti 3 eserciti per sconfiggere i nostri irlandesi, e questo ovviamente non era previsto nei piani proprio iniziali. Quindi probabilmente attaccheremo la nostra Normandia e poi magari in seguito conquistare la nostra Danimarca, perché costerebbe davvero tantissimo tempo partire dalla nostra Britannia per arrivare in Danimarca, e visto che adesso siamo un po' indietro anche con i nostri tempi di conquista per quanto riguarda la nostra missione principale, ovviamente dobbiamo stare attenti anche con il nostro tempo che scorre ovviamente veloce. Quindi probabilmente tenterò una campagna di conquista in Normandia, proprio cerchiamo di gettarci nel bel mezzo dell'Europa e procedere verso nord per cercare di conquistare tutta l'area ovviamente dell'Olanda, dei Paesi Bassi e anche della Germania. Quindi vediamo un po' di stare attenti anche per i prossimi turni. Vi faccio vedere anche il nostro solito gabbiano che si diverte a smerciare roba dal suo posteriore qui sopra la nostra Nemetocenna, eccoci qua. E comunque lasciamo la nostra avventura, ragazzi. Dopo questa fantastica battaglia in Irlanda ci beccheremo all'interno del prossimo gameplay, quindi fatemi sapere che cosa ne pensate tramite un bel voto o un commento, e soprattutto fatemi sapere anche la vostra opinione su questa mia nuova idea di conquista ovviamente dell'attacco della Celtica, chiamata appunto con nome antico la Normandia, e soprattutto della mia voglia di conquista dell'intero Nord Europa per poi penetrare in Italia, per poi penetrare quindi in Italia con la conquista di Roma stessa. Ciao a tutti ragazzi, ci becchiamo all'interno del prossimo gameplay.